Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata magazine di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Tessoni, ti sento in splendida forma, direi. Bello. Sì, questa mia voce bassa e ben modulata è perché vuol dire 37, insomma, di febbre, che è soprattutto un mal di gola abbastanza, come posso dire, fastidioso, però sono qui. Allora Massimo, oggi parliamo di due film, ambedue cinema, anche se uno ormai sulle piattaforme digitali. Stiamo parlando di Siccità di Paolo Virzì e Babylon di... Damien Chazelle, il regista di La Oh, Land. il mitico Chazelle. Però inizio io con Siccità, ok? Anche perché ci vuole, questa siccità ci vuole. Sì, allora, dunque, Siccità, film di, come ho detto prima, Paolo Virzì, uscito proprio nel 2022, musiche, colonna sonora di Franco Piersanti. Particolarità di questo film è che è un film ambientato in una Roma assolutamente particolare, perché è una Roma desertificata, cioè si immagina una Roma dove non piove da circa un anno, quindi addirittura il Tevere è in secca, non esiste più il fiume Tevere, l'acqua è un bene ormai contingentato e ci sono tutta una serie di sconvolgimenti sociali dovuti a questo. Come ho scritto sulla recensione fatta appunto per colonne sonore, questo film mi ha ricordato nelle atmosfere Grand Canyon nel cuore della città, un film del 1991 di Lawrence Kasdan, dove c'era peraltro anche un grandissimo Steve Martin in un ruolo drammatico. Perché me l'ha ricordato? Perché c'era questa città, in quel caso era Los Angeles, in questo caso è Roma, che ha perso tutto il suo fascino. Per vari motivi vediamo una città in completa decadenza, compresi i personaggi che vivono in queste storie. Nel caso di Siccità, al di là di questa storia di cui non spoilerò come al solito nulla, vogliamo parlare di questa stupenda colonna sonora di Franco Piersanti, che riesce secondo me a descrivere questa Roma in maniera innanzitutto mai caricaturale, perché Piersanti è un autore dove sembra che la sua intenzione principale sia quella di creare uno stato mentale da parte dell'ascoltatore, non è alla ricerca di linee tematiche facili, melodie funzionali o altro. Lui disegna proprio una sorta di sound che ti avvolge. In questo caso stiamo parlando di una colonna sonora a volte inquietante, a volte conturbante, dove quello che più rimane impresso è questi impasti timbrici che lui crea, senza appunto cadere in quelle insidie musicali che magari come posso dire, da francobollo, da come si dice cane cano gatto gatto, cioè ovvero delle musiche attaccate lì quasi a sfondo funzionale. Ecco, lui non è quel tipo lì, non crea quel tipo di linee tematiche facili, lui va proprio sulla sperimentazione e io lo descrivo insieme a Carlo Crivelli. Per me Piersanti è l'ultimo di quella generazione di compositori che sono tuttora soprattutto sperimentatori. E a questo punto io invece salterei al tuo film, caro Massimo. Passiamo da questa Roma desertificata, senza acqua, prosciugata, a un film che è veramente multicolore, multifolle, un Elsa Popping visivo, sonoro, con degli attori strepitosi, Margot Robbie, bellissima e stratosferica, e Brad Pitt tanto quanto, con il commento che ha avuto una nomination agli Oscar strameditata, devo dire, però Justin Hurwitz, che è ben noto a chi ama il cinema di Damien Chazelle, perché è il suo prediletto compositore, il suo compositore di fiducia, che è già arrivato all'età di 38 anni, si è aggiudicato
si è intascato, direi, 2 premi Oscar, 2 Golden Globe, 2 Grammy, solo per il musical che abbiamo appena menzionato, che è La La Land, dell'amico Chazelle per l'appunto, ma poi ha un'altra sequela di premi. E tra l'altro dobbiamo dire che ogni film che ha fatto, perché lui ha lavorato solo esclusivamente con Chazelle, Ah, non sapevo che lui ha scritto solo per Chazelle, no? Questo solo è... esclusivamente per Chazelle, Mm. quindi proprio gli si è dedicato anima e note. E devo dire che anche in questo caso è uno score che ribalta fisicamente, come ho scritto in una recensione che poi potete leggere su Audio Review, che ribalta letteralmente l'udito ad ogni rinnovato ascolto, perché è un mashup di materia sognante musicale molto ovviamente legata all'ambientazione e alla narrazione del film, che è i Roaring Twenties, i famosi ruggenti anni 20, tra jazz, swing, ragtime e Dixieland, tutto da capogiro, con dei pezzi che sono veramente citazioni, parafrasi di elementi sonori di quel tipo che vi ho appena menzionato, di quegli anni. E poi c'è addirittura un elemento tematico che quasi omaggia ovviamente il cavallo di battaglia del 2-2, del duo, quindi Chazelle, Justin Hurwitz, che è la canzone che vinse anche l'Oscar, City of Stars, che qui viene quasi parafrasata, passatemi il termine, in questa nuova forma leitmotivica che si può ascoltare nel tema di Manny e Nelly, che sono questi due dei tanti protagonisti di questo strepitoso film, che è veramente un colpo d'occhio e follemente furibondo e virtuosisticamente sopra ogni riga per quanto riguarda sia la musica che le immagini che la narrazione, perché si parla dell'ascesa e della discesa, quindi dell'apogeo, del decadimento della Hollywood anni 20, nei famosi ruggenti anni 20. Quindi veramente un qualcosa di geniale. Citare un pezzo piuttosto che un altro è veramente qualcosa di anche complicato, perché Hurwitz si è realmente divertito a comporre per ensemble, per grande orchestra. Devo dire che sarebbe da citare tutti i singoli musicisti messi in campo per creare questa colonna sonora folle. Ci sono anche canzoni di repertorio, no? Dimmene una, dai, dimmene una. La cita, la sottocita, ma quella che si sente coverizzata è Sing in the Rain, il capolavoro di Cantando sotto la pioggia, e quindi quella canzone lì viene abbastanza in primo piano rispetto a tutte le altre, ma è veramente anche un gioco, un quiz, capire cosa c'è nascosto tra le trame sonore pentagrammate di Hurwitz in questa colonna sonora a dir poco, ribadisco, strepitosa. Va bene, allora noi vi lasciamo con questi due consigli cinematografici, uno Siccità che trovate in questo momento su Now TV e immagino anche su Sky, e l'altro, Massimo? A Babylon esclusivamente al cinema, quindi andatevelo a vedere al cinema perché è un film proprio da grande schermo. Ok, allora alla prossima, ciao a tutti, ciao Massimo, buona musica. Ciao Marco, guarisci!